Sì. E dopo che hai non ti pigli ancora? Mazza di furbo che sei, bravo. E io un mercante come Mercurio d'Assisi, io mi dovrei fidare ancora? No. E io non ce l'ho scritto sulla porta della bottega, ce l'ho scritto qua in fronte. Non si fa credito. Non mi fa più pena niente, non mi sta più a cuore niente. Ah, il cuore, l'amore. Dice, com'è che dice? Ama il prossimo tuo come te stesso. Ma chi l'ha detto? Ma se io non mi amo, come posso amare gli altri? Mettiamo che mi faccio un po' schifo, Come la superiamo sta montagnola che pretendono che io non mi ami e ami gli altri? No, Ma ti dico una cosa, quando avranno fame torneranno a casa, vedrai se non tornano a casa.
prima quando stavi andando lì a San Coso, a San... Oh, mannaggia, tutti i santi su sto paese, ma vatti a ricordare. Lì, sulla... Oh, Stracciona, lì sulla salita, che poi va in discesa. Stracciona, ti stai dicendo, andiamo davanti alla bottega tua? Oh, tu? A me? Non altro, a me? Me stavi a dire. Ti interrompo il discorso qua, che te lo continuo davanti alla bottega tua. Ma me lo stavi a dire tu? A me? No? Basta così che mi insulti le orecchie. E prego, non parla più. Oh, ma me lo stavi dicendo a me? Andiamo a vedere che c'è tuo figlio che parla con gli uccelli. Sì! Oh! Ti sei sbloccata! Non ti impressionare, L'ho sentito io, merli, fringuelli, tordi, le galline no. Quanto mi dispiace per galline? Sei spizzinoso. Che ci vuoi fare? Per galline non ci parla. Lui parla, ma è come se cinguettasse. Ah sì? Che stupido! Loro cinguettano come se parlassero. L'ho inteso io e io non sono né matta né ubriaca. Mi sta bene. Lui ci parla e io li bagno. Mi dice fratelli! Oh, io mi mangio i miei fratelli! Ma sapevi questa? Sono cannibale! Io mangio i miei fratelli! Tieni, beccati questa! Vuoi la coscia del fratello? No, perché ci avete sputato sopra, avevate schifo. Oh! Sentilo un po' chi sta parlando schifo! Azzozza in persona! Ma vai via! Brutta scema! Senti un po'! Quell'altra! Da, che se vieni qua mi asfissi! Secondo te, il Papa li mangia i tordi? No, il Papa no, il Papa no. Ma pensa che bestia scema mi toccava incontrare l'ora di pranzo! No, il Papa no, devo saperti il braccio ogni volta che lo dici! Il Papa, mia cara, e vieni qua, il Papa si mangia a tordi, a colazione, a pranzo e anche a cena. Il Papa è un cannibale, parli a me! E voi che ne sapete, Chi ve l'ha detto a voi? Senti un po', Saputella d'Assisi e dintorni. Chi me lo può aver detto secondo te, La logica, la conosci tu la logica? No, io sto matta. Questo è logico. E io la logica me la sbatto in faccia. Non si sente? È logico che non si sente. Ma io dico, ma se mio va in giro a Dio che fringuelli, piccioni, tordi, cornacchi e quant'altro sono fratelli, e il Papa, chi è il Papa, li mangia, allora mio Dio va in giro a dire che il Papa è un cannibale, quindi pari pari è un ribelle, è un eretico. E mi aspetta la gente che comanda qua da Assisi a incarcerarlo, a buttarlo in gattabuia, Ma chi? Lo Papa? Sì, a lui è a modo scemo, O, se invece ha ragione mio figlio, perché ste pernici non se ne vanno in corteo a Roma? Perché ste tornacchie non vanno in piazza San Pietro a protestare? Perché i merli, i piccioni e sti cosi non vanno giù a San Pietro a sbattere giù dal trono sto grande mangiatore dei fratelli? No, ma che sto a dire? Che sto dicendo? Non capisco più niente neanche io. Neanche io. Sai che razza di novità la vostra? E sto figlio mio che non si trova, non si fa vedere. Tutti i fratelli, Maricetto, tutti i fratelli, tranne me e quella povera donna che suona di là, che piange in francese. Ah, che te ne vai? Sì, Dove? con mia moglie me ne vado. Perché le voglio bene. Le volete bene davvero? Sì, le voglio bene. Ma lui dice che il bene è un'altra cosa. E allora che cos'è il bene? Non lo so, è un'altra cosa, va bene?
ricco più di un re. Voglio essere una pianticella, un'umile pianticella, che cresce sulla tua parola. Dai che racconta la barzelletta sul lupo, no? Com'è che era? Avilastro.
sono solo io. Agnelli e vacche, tutto quanto mio. E se la foresta è cibo non mi dà, io mangio carne d'uomo di città. Io mi travesto come meglio posso per ingannare Cappuccetto Rosso. E al mondo tutti sanno che non c'è un figlio di puttana come me, come me. Ed eccolo qua l'agnellino di Dio, il lupo cattivo che mangia la gente, che rimorso non sente mai per tutto il male che fa, ma che da adesso in poi più mansueto di un agnello sarà. Dai Francesco, dai, fai vedere chi sei, diglielo anche tu, non uccidere più. La 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 la, la 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 la. Dai Francesco, dai, fai vedere chi sei. Certo colpa non ho, sono al mondo anch'io. Beh, dimmi, e cosa mangio se qui niente è mio? Se tu la pace fai con la città, e dai che da mangiare ci sarà, sì, però per via di questa brutta fatta la gente sempre mi darà la caccia. Ma se nel mondo più fiducia avrai, persino bello tu diventerai. Frate Lupo, Zampa in mano, frate lupo, piano piano ha lasciato la foresta, verso Gubbio, tutta in festa. Bravo il lupo! La 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 la. La 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 la. Se tua campana suona, del ding-dong ding-dong dang, il lupo si perdona, del ding-dong dang. Se tua campana canta, del ding-dong ding-dong dang, il lupo non spaventa, del ding-dong dang. Ma no, è pazzo sto violino, no? Ma ti pare che adesso si mette a parlare coi lupi, eh? Ma dove mai si è visto un lupo pentito qui ad Assisi? Ma prova un po' a chiamarlo. Lupo pentito! Vedi che gregge di pecore sbranate che ti risponde. Com'è che dice? Com'è? Se suor campana chiama, il lupo se la sbrana. Ecco come fa il lupo. Ma insomma, ma se io, che sono padre, ve vengo a dire qua in piazza che mi fio il matto, o mi si deve credere, no? Non lo so com'è che sei impazzito, sto figlio mio. Sei diventato matto, sto diventando matto pure io. Ha cercato di capire com'è che sei impazzito, sto figlio mio. Guarda che mi è venuto in mente. Guarda. Lo trovo!
di Perugia, quando aveva quel bel cavallo biaccone, bello di tutti, se no come si spiega? No, non lo drogarono, gli fecero una fattura, che è anche peggio della drogatura, tutti sti invidiosi mercanti d'assimi, con le loro voci stintate. Come si spiega se no? Prima che se ne partisse per gli apparacci suoi, a casa nostra, mio figlio, di notte faceva certe chiacchierate, di giorno zitto, falso, ipocrita, ma come veniva la notte giù a parlare, non sono mai riuscito a capire con chi accidentaccio parlasse, Noi si sentiva la domanda, non arrivava la risposta, poi un'altra domanda, non sono mai riuscito a capire con chi parlasse, né io né sua madre, tutta la notte dietro la porta a cercare di capire. Già, noi si sentiva la domanda, ma grossa, e la risposta doveva essere altrettanto grossa. Poi un gran silenzio. Si sentiva la domanda e non arrivava la risposta. E poi un'altra domanda. E noi, tac, ad attaccare sto orecchio alla porta, che ci avevamo fatto anche a conchetta stavolta per cercare di capire con chi parlava. Ma niente, domanda, zero risposta, l'altra domanda. Era un po' come per farmi capire, come se ai tempi miei ci fosse già stato qualcosa, quello che c'aveva. Il telefono, vedi uno che parla, non si sente la risposta. Uguale mio figlio. Ma siccome, grazie al cielo, ai tempi miei sto telefono ancora non c'era, e allora, con chi accidentaccio parlava mio figlio? La mattina si apriva l'uscio di camera sua e se ne veniva fuori lui, da solo, senza nessun altro. E allora è matto, adesso chi ci aiuta con questo figlio matto? Chi mi aiuta con questo figlio matto? Solo mi crede per me.
con gli spadoni, i mantelloni. Dio lo vuole! Io ho provato a chiedergli ma che vuole Dio. E loro sai come hanno risposto? Che tanto risposto? Zitta brutta scema. Ma allora una è scema perché vuole sapere quello che vuole Dio. È giusto, no? Ma allora, se Francesco dice che una cosa la vuole Dio, tutti dicono che è matto. Ma se invece sono in 1000 a dire che Dio lo vuole, tutti gli vanno dietro, diventano 1.000.000. Ma allora per non essere matti bisogna essere entrambi. Giusto. Esatto, adesso ora sei una povera scema. Ah, perché mi dicono che tu invece c'hai il corteo, no? Vabbè, vabbè. Dio lo vuole! Dio lo vuole! Dio lo vuole! Dio lo vuole! Venite cavalieri, saltimbanchi e vagabondi, venite zoppi e tristi, miserabili e giocondi. La fiamma della fede purifica ogni pecca, cacciamo l'infedele, rimandiamolo alla Mecca. Venite cani e gatti, schiavi nobili e mercanti, venite coi somari, coi ronzini e ronzinanti. Vogliamo la gloria sui campi di battaglia, e viva la crociata che fa santa la canaglia. Prenotiamoci con 0 un biglietto per il cielo, prenotiamoci con 0 un biglietto per il cielo. Venite sognatori, avventurieri e marabutti, laggiù c'è pane, morte, gloria e femmine per tutti. Il giorno del riscatto già bussa i nostri cuori, ingrossa come un fiume la crociata contro i mori. Gerusalemme chiama, noi dobbiamo far la nostra, avanti lancia e resta per la bella santa nostra. A morte l'infedele rompiamo le corna, siccome Dio Padre tutto torna. Prenotiamoci con 0 un biglietto per il cielo, prenotiamoci con 0 un biglietto per il cielo. Ma si può adesso partire per le incrociate con sto bastoncello del mio stordo, con sti 4 parabutti zoppi, rattoppari, scancagnati. Ma da schiattare rabbia per un padre, vedete il figlio andare a guerra così. Ma lo sapete voi cosa vuol dire? Mandare il figlio alla crociata, alla guerra? Lo sapete? No? Ma andare alla crociata vuol dire andare verso la gloria, vuol dire farsi un nome, è questione di prestigio. E io gli avevo già procurato tutto, I cavalli più potenti, le corazze più dure, le spade più lunghe, trombe. C'ho casa piena di trombe. Ogni tanto arrivavo a casa con una tromba più grossa di quella di prima. Gli araldi, 7-8 pezzi d'uomo, alti, grossi, quei polmoni che gli vengono fuori dalle orecchie e che possono urlare più forte che si può. Fate l'arco! Fate l'arco! Arriva Francesco di Bernardone, gran cavaliere d'Assisi. Avrebbe combattuto, ammazzato la sua razione di mori, vinto e fatto fortuna. E questo ci va col bastoncino, con quei 4 fraticelli scalcagnati. Oh, ma questi sono arabi,
mi ha detto un amico che hanno inventato una macchina segreta, una catapulta. Una catapulta? Ma è segreta, no? Non si sa.